3.000 volantini oggi distribuiti a Vittorio Veneto per parlare di casta padana e di sprechi. Come mai questa iniziativa? Credo sia un'occasione anche quella di un'inaugurazione di una iniziativa che è senz'altro positiva e che fa il bene della città, ma che viene usata ancora una volta per una delle tante feste trasformandole in manifestazioni padane. In realtà noi dobbiamo oggi puntare solo alla chiusura di tutte quelle strutture che non servono, creano costi e sono tenute in piedi solo per pagare chi di fatto finge di gestirlo. In particolare voi vi riferite alle province. Noi diamo per scontato che le province dopo la riforma delle autonomie locali fatta dalle regioni dovevano scomparire, quindi crediamo che debbano scomparire. Ci meravigliamo che il Partito Democratico trovi sempre un motivo per non appoggiare le iniziative che le fanno sparire. Come socialisti stiamo valutando se riusciamo a organizzare anche a livello nazionale un referendum proprio per la chiusura delle province e di altri enti inutili, ma crediamo anche che debbano essere chiusi tutti quegli enti intermedi, società e associazioni varie che sono state create solo per creare posti di lavoro a chi vive di politica. Oggi sono presenti qui in piazza Flaminio i big della Lega Trevigiana, da Rea, Gentilini a Scottà a Favero. Cosa vorrebbe dire loro? Beh, che se guardano la piazza e vedono quante persone li stanno ascoltando al di fuori della casta e di un po' di cittadini che giustamente vengono a vedere una loro cosa, ma li contino quanti sono e capiscono la risposta della città a un'iniziativa che sa solo di, anche in questo caso, un gran buffet tanto per un'inaugurazione. Fra l'altro hanno sgombrato la piazza danneggiando una bellissima iniziativa che è quella delle manifestazioni che sono in corso a Serravalle, pensando di riempire la piazza evidentemente, disturbando gli espositori, disturbando i seravallesi, disturbando i turisti, con il risultato di avere la piazza vuota, salvo un po' di gente che viene a vedere cosa sta succedendo.